Salve! Oggi parliamo di una delle rappresentazioni più antiche e longeve di Ravanusa, la Scinnenza, una rappresentazione artistico-religiosa. La fede che abbraccia l'arte e la cultura. Durante questo viaggio ripercorreremo assieme la passione di Cristo attraverso le sensazioni, le emozioni, le voci dei protagonisti che hanno impersonato Gesù. Un tuffo nel passato che ci riporta indietro nel tempo, la storia che prende vita, partendo dagli anni 60 fino ad arrivare ai giorni nostri. Qual è il primo pensiero, la prima reazione dell'attore quando apprende di essere l'interprete di Gesù? Sì, ero un ragazzino, allora giovane, euforico, che doveva fare esprimere quella parte di Cristo che era una parte principale. Ero gioioso perché era giovane, era un giovanotto allora. Mi ricordo ancora la prima volta che padre Polisano mi ha chiamato e mi ha dato il copione e mi ha detto di leggerlo. Alla fine della lettura non immaginavo che le sue intenzioni erano quelle di farmi interpretare Gesù, e quindi quando invece mi ha detto che dovevo interpretare Gesù, io ne sono rimasto intanto felice, ma allo stesso tempo è molto emozionato, perché ho capito che la pressione che mi aveva messo addosso era enorme, la responsabilità era grande. Quando mi è stato proposto di interpretare il Cristo, sono rimasto incredulo. È stata un'emozione unica l'aver ricevuto quella parte che da tantissimo tempo desideravo. Me lo sono tenuto dentro fino alla fine, cercando di realizzare il fatto che sarei stato io ad interpretare il Cristo. Il mio rapporto con la Scinnenza inizia nel 2015, quando ho interpretato la figura di Sesto, che era il ruolo del flagellatore che appunto torturava alla colonna nostro Signore Gesù Cristo. Nel 2019 ho ricevuto una chiamata da parte del regista, dove mi diceva di interpretare una figura diciamo più impegnativa nella Scinnenza. Però mentre che si parlava al telefono con il regista mi propone appunto di interpretare la figura di Cristo. E lì mi sono fermato qualche secondo e ho fatto un bel sospiro e ho detto: ah, Cristo vuoi che interpreti? Il regista si ripete: sì, volevo farti provare appunto la figura di Cristo. E io rispondo umilmente: ah, dico, vabbè, allora se è la figura di Cristo allora va bene, dai, possiamo provare. Cosa si prova a impersonare il Figlio di Dio? In quei 30 anni io ho provato l'emozione come la prima, come all'ultimo, sempre, ogni volta che io ho fatto diciamo la parte di Cristo nella Scinnenza in quelle 16 edizioni, ho provato sempre la stessa emozione, anche se mi sono sposato, ho avuto dei figli, i figli venivano anche a vedere le prove dei miei figli, ma l'emozione era sempre uguale. Ogni anno è stato per me un'esperienza sempre emozionante. E poi la cosa più bella è stato che negli anni, in particolare gli ultimi anni in cui io interpretavo questo personaggio, anche diciamo, la squadra, la Scinnenza, piano piano aveva fatto suo il fatto di cercare di trasmettere alla gente questa emozione assieme a me. E quindi è stata quasi una gara per fare sempre una bella Scinnenza. Quindi eravamo sempre pronti lì a incitarci e a dare il meglio di noi. Le emozioni che poi si provano nell'interpretarlo sono veramente uniche, dal processo alla crocifissione. Quando poi riesci a calarti nella parte, nella sofferenza che quest'uomo ha provato nell'immolarsi per noi.
Il momento più forte è stato all'inizio del Calvario, quando Cristo mette la croce sulle spalle e sale al Calvario dove verrà crocifisso. Da quel momento in poi, quando mi è stata messa la croce sulle spalle, ho provato un senso di umiliazione, perché diciamo sono riuscito nel mio piccolo a emozionarmi molto, e ci è venuto appunto mettendo la croce sulle spalle, e da quel momento in poi ho iniziato a piangere. E dato che io ho pianto per tutto il viaggio, diciamo, al Calvario, sono riuscito a incrociare lo sguardo di alcune persone, e in quel momento ho provato un'emozione fortissima, perché dato che io ero in lacrime, guardando alcune persone, io vedevo che queste persone piangevano di conseguenza, e quindi c'è stato uno scambio di emozioni fortissime. Negli anni la Scinnenza ha vissuto dei cambiamenti. Ad esempio, nelle ultime edizioni sono stati introdotti il processo, la flagellazione. Nel passato se ne ricordano altri. Quali? Voglio raccontare che dagli anni 60 a 70 il Cristo non si metteva in croce fisicamente, diciamo, della parte che facevo io. Ci metteva il Cristo, diciamo, in croce della statua che c'era. Poi abbiamo pensato con i fratelli di Salvo, che erano il regista, e allora facciamo il Cristo in croce fisicamente. Dice, Mimmo, te la senti di fare? Oddio, accetto, dico, anche questa proposta di... No, dico, non ci sono problemi per me, anche se non l'avevo provato mai. Allora, quando abbiamo fatto l'ascendenza poi che abbiamo organizzato, abbiamo fatto il palco sotto davanti alla chiesa, la statua del Cristo in croce era sopra il Calvario, sempre, diciamo, in croce regolarmente come ogni anno. Di cui io ho fatto, non dico un sacrificio, ho avuto il piacere di mettermi anche in croce, però che non dovevo fare una brutta figura, diciamo, di resistere. Però sono resistito molto bene, ho avuto tanta soddisfazione che l'ho fatto, specialmente quella volta prima, diciamo, che era un collaudo più o meno per me. E anche perché guardavo un popolo, che c'era un popolo che guardava tutti me, perché vedevano anche se io magari mi muovevo diverso dopo, quando uno muore, che era... E io non mi muovevo proprio neanche di un millimetro, proprio non mi muovevo, e il popolo che poi alla fine, senti la verità, un grandissimo applauso che non finiva mai. Fin da subito la mia preoccupazione è stata quella di impegnarmi per cambiare modo, in particolare per esempio delle cadute. Quindi ogni anno io cercavo sempre più di perfezionare la tecnica della caduta, cercando di non farmi male, studiando dove, su quale lato buttare la croce. Perfino mio padre la prima volta era quasi uscito in mezzo alla folla per prendersela con i soldati, perché pensava che fossi caduto per davvero, e quindi vedeva i soldati che mi infierivano addosso, si era quasi scagliato per difendermi. La croce, da strumento di morte a simbolo di fede. Quali sono le sensazioni, le emozioni che prova l'attore nello stare in croce? Per stare in croce io non era un problema per me, perché fisicamente stavo, diciamo, bene, diciamo. Poi una volta che che lavoravo, sempre fisicamente stavo in movimento, poi specialmente che l'ho ripetuto diverse volte, non ci facevo caso, non era un problema, diciamo, resistere. Se era il fisico forse che mi aiutava, perché non so gli altri si diceva, ma mi aiutava il fisico e non soffrivo, non stavo anzi, con piacere. Stare in croce all'inizio era, per me è stata logicamente una novità. La preoccupazione di svenire, la preoccupazione di non farcela, il freddo. Il primo anno è stata una grande preoccupazione. Poi, con la prima esperienza avuta, invece, mi sono accorto che
impegnandosi nel movimento delle dita, dei piedi, delle dita delle mani, riuscivo a resistere quell'ora, un'ora e mezza in croce. Stare un po' in croce lo ricordo come se fosse ieri. All'inizio sì, ho avuto un po' di paura, poi appunto calandomi nella parte sono riuscito a portare e a salire su quella croce, anche se quando mi hanno alzato sentivo quasi come un vuoto dentro. E dal momento in cui sono salito in croce mi sono venuti crampi fortissimi alle spalle, alle braccia, e dato che con le mani sei appeso il sangue non circola più nelle braccia e quindi si addormentano tutti gli arti e tutti i muscoli e quindi non si ha più sensibilità. Nonostante tutte queste sofferenze, se mi verrebbe chiesto di rifarlo, io lo rifarei altre 100 volte, fino a quando ho forza per poterlo fare. Penso che sono felice che anche prima che continuò l'ascendenza, che c'è la continuità, perché guai se ci sarebbe, e ammiro questi giovani e chi si impegna per l'ascendenza, che lo dico sempre anche così quando passeggio in piazza e si parla di scendenza, lo ripeto sempre, dobbiamo ringraziare questi giovani che si impegnano a fare l'ascendenza. Padre mio, perdona costoro, perché non sanno quel che si fanno. Padre mio, perché così abbandoni ai suoi dolori il figlio tuo? Padre, tu mi abbandoni, consumato est, tutto è finito. Nelle tue mani lascio ignoro lo spirito mio.